Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione a tutti voi telespettatori di Antenna 3. Buon venerdì, è venerdì e quindi vi ricordo che alle 13 c'è lo spazio dedicato alla sostenibilità e all'ambiente con Andrea Ferrazzi, oggi con un ospite molto importante perché parleremo di come i cambiamenti climatici influenzano la geopolitica. I cambiamenti climatici non li vediamo negli effetti soltanto nelle cose concrete quotidiane, quindi allagamenti, problemi e disagi, ma anche nella geopolitica, pensate, fino al terrorismo e ai flussi migratori. Ne parleremo alle 13 nello spazio dedicato alla sostenibilità. Come sempre tante le cose di cui parleremo, dalla cronaca alla politica, all'economia. Partiamo come sempre dalla cronaca e partiamo dalla Marca Trevigiana, partiamo da Carbonera, la piaga degli infortuni sul lavoro. Pensate, 2 infortuni sul lavoro gravi, entrambi in poche ore nello stesso comune, a Carbonera. Ci colleghiamo con Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Quella che state vedendo è l'albero in realtà che è caduto, che è stato potato dai volontari nel giardino di Villa, nel parco di Villa Maria a Pezzan di Carbonera. Il primo infortunio sul lavoro invece è accaduto a Carbonera, nella ditta Mayer, dove un operaio di origine colombiana è volato dal tetto, stava facendo dei lavori, è precipitato al suolo, fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato portato via in codice giallo. Invece questo incidente, lo stesso, ripetiamo, fortunatamente anche questo volontario è stato portato via dal SUEM 118 in codice giallo, però sono stati 2 infortuni quasi contemporanei e a distanza davvero di pochissimi chilometri. Lo vedete l'albero che è caduto là in fondo. In questo momento ci sono i volontari che stanno parlando sia con i carabinieri che con gli uomini dello Spisal per accertare quello che è accaduto. Io sono in compagnia della sindaco di Carbonera, Federica Ortolani. Intanto sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. 2 infortuni davvero quasi contemporanei nello stesso territorio, insomma una giornata difficile questa. Sì, sicuramente appunto una giornata non fortunata e fortunatamente però appunto si tratta di infortuni in codice giallo e sì, spero insomma che possano stare bene presto, ecco, queste 2 persone. Sindaco, in questo caso che cosa è successo? Stavano potando dei volontari quest'albero e che cosa è accaduto? Sì, allora questi volontari stanno facendo degli abbattimenti programmati appunto con autorizzazione anche di una sovrintendenza e di un agronomo e accidentalmente uno di loro che non stava facendo l'abbattimento si trovava dietro a una fila di alberi e appunto è stato accidentalmente preso da uno dei rami, diciamo, che erano rimasti attaccati al tronco caduto e appunto è stato ferito al braccio. Ecco, lei insomma quando è venuta dice: sono dispiaciuta soprattutto perché questi sono pensionati, sono volontari e quindi ancor più insomma dispiace. Sì, appunto sono persone che si mettono a disposizione della collettività per fare un servizio di mantenimento di questo parco che appunto è molto grande e appunto erano veramente gli ultimi esemplari da abbattere appunto per completare questo percorso di pulizia e poi di ripiantumazione di queste essenze arboree, ecco, autoctone. Anche perché con le ultime temporali appunto alcuni esemplari di questi erano caduti proprio per il maltempo, ecco, quindi erano anche pericolosi. Sì, erano anche pericolosi, ma appunto sono stati anche pericolosi nell'abbattimento in questo caso. Ecco, come vi ho detto, in entrambi gli infortuni gli uomini dello Spisal sono arrivati, stanno facendo gli accertamenti, come potete vedere adesso stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto in questo infortunio che è avvenuto davvero pochissimi minuti dopo il primo a Carbonera e fortunatamente, come abbiamo ripetuto, i 2 operai non sarebbero, perché insomma il condizionale è d'obbligo, non sarebbero in pericolo di vita. Daniela, quindi nel primo caso invece si tratta di un operaio, mi dicevi, di origine colombiana che è caduto da un tetto di un'azienda.
Sì, esatto, la ditta Maioro stava effettuando dei lavori sul tetto ed è precipitato da capire insomma come sia avvenuto anche questo infortunio del lavoro e se avesse o meno insomma dei dispositivi di sicurezza addosso. Ecco, questo è tutto ovviamente da valutare da parte delle autorità. Questo è quanto noi sappiamo, siamo andati anche dalla ditta, in questo momento ovviamente il titolare è andato a parlare anche con gli investigatori, quindi l'operaio invece è stato portato subito in ospedale, anche in questo caso insomma in codice giallo, ferite insomma importanti ma non in pericolo di vita. Bene, bene, grazie. Qui da Carbonera è davvero tutto, grazie Nicola, a te la linea. Grazie a Daniela Sizia, Nicoletta Rizzetto e alla sindaca Federica Ortolan. È una situazione grave quella degli infortuni sul lavoro in tutto il Veneto. Fra poco peraltro ci collegheremo a Padova con l'apertura della Camera Ardente per i funerali domani di Adriano Scandellari, la vittima non in Veneto, in questo caso ovviamente la vittima veneta della strage di Suviana. Intanto domani c'è a Roma una manifestazione proprio dedicata alla questione sicurezza sul lavoro. Ovviamente ci saranno anche tanti sindacalisti e tanti lavoratori dal Veneto. Nel 2023 abbiamo avuto quasi 70.000 infortuni in tutto il Veneto, 70.000 infortuni sul lavoro o anche in itinere. Significa, facendo un calcolo molto alla spanne e calcolandolo su tutte le giornate dell'anno, che ogni 7 minuti e mezzo un lavoratore o una lavoratrice hanno avuto un infortunio sul lavoro. Numeri preoccupanti per cui i sindacati chiedono un'inversione di tendenza e lo faranno a gran voce sabato 20 aprile manifestando a Roma. Salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, salario e fisco. 4 tematiche legate tra loro, evidenzia il sindacato. E laddove c'è sicurezza sul lavoro, laddove c'è un lavoro stabile, laddove c'è una sanità che riesce con il suo personale a rispondere alle esigenze di un territorio, perché oggi abbiamo 70.000 medici in meno nel nostro paese, non in regione ma in tutto il paese, significa che abbiamo una sanità che ha bisogno di personale, che deve rispondere a quello che succede, e purtroppo ai tanti infortuni noi abbiamo bisogno di avere tante persone che possono intervenire. Abbiamo bisogno di più ispettori sul lavoro che possano controllare le aziende. C'è poi un particolare aspetto che si vuole mettere in evidenza. Dà molto fastidio che ci si concentra sempre sulla produttività, sui profitti, sugli utili, ma non si riesce mai in qualche modo a comprendere che ad esempio la tecnologia, oltre a aumentare la produttività, potrebbe aiutare a ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro e anche le malattie professionali. Perché non c'è questo tipo di attenzione? Perché l'attenzione di tutto il sistema in qualche modo è generare solo denaro, profitti, quando invece dobbiamo ritornare a portare le persone al centro, all'interno dei luoghi di lavoro, riconoscendo il lavoro che svolgono. Il sindacato non abbassa mai la guardia, la UIL non abbassa mai la guardia, e l'obiettivo è quello di creare la cultura della sicurezza, ma soprattutto la cultura della vita. Noi manifesteremo finché non riusciremo ad ottenere questo risultato. L'appuntamento sarà alle 9:30 in Piazzale La Malfa. Dal Veneto partiranno migliaia di persone perché sentiamo proprio la spinta dei nostri iscritti, delle nostre iscritte, ma dei lavoratori e lavoratrici in generale. Allora torneremo a parlare di infortuni sul lavoro collegandoci più tardi con Chiara Gaiani a Padova per l'apertura della Camera Ardente per Adriano Scandellari. C'è ancora la cronaca, un dramma ieri sera a Campo San Piero, siamo dunque nel Padovano, erano eventi quando un uomo di 53 anni è morto annegato sotto gli occhi dell'anziana madre, colpito probabilmente da un malore. Andrea Zanchin si è accasciato a terra finendo in una canaletta consortile che corre lungo via Centoni a Campo San Piero. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi chiamati dalla donna, per l'uomo che è finito con il volto dentro l'acqua non c'è stato nulla da fare. Poi un grave incidente ieri sera, poco dopo le 21 a Padova. Un'auto ha investito un giovane in bicicletta che adesso è ricoverato in prognosi riservata in ospedale.
Stava percorrendo via Vicenza in direzione Chiesa Nuova il ciclista di 26 anni travolto da un'auto, un'Honda Jazz, intorno alle 21:20 di ieri sera all'altezza di via Montesuello, dove si trova un semaforo con attraversamento pedonale. Un impatto tremendo con il ciclista sbalzato e caduto a terra. Immediati sono scattati i soccorsi da parte del conducente dell'auto, che si è fermato e ha chiamato il 118. Arrivati sul posto, i sanitari hanno constatato la gravità della condizione del giovane, trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la Polizia Locale di Padova. Tra le ipotesi quella di un tentativo di attraversamento della strada da parte del giovane ciclista. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Ancora con gli incidenti stradali, i drammi sulla strada, ma stavolta nella Marca Trevigiana un bimbo di 10 anni che scende dallo scuolabus assieme al fratellino e viene travolto da un'auto. È successo poco dopo le 13 di ieri a Santa Lucia di Piave. È successo tutto, il bambino non si è accorto, era piccolo, stava correndo, l'altro è venuto abbastanza veloce, ho solo sentito il colpo. Attimi di paura oggi pomeriggio a Santa Lucia di Piave in via Garibaldi, dove un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto dopo essere sceso dallo scuolabus. A raccontare l'accaduto la cugina del piccolo. Poco dopo le 13 è andata a prenderlo alla fermata del pulmino che lo riportava a casa assieme al fratellino. Entrambi frequentano le scuole elementari, rispettivamente la quarta e la seconda. Sono scesi, era sceso il primo, stava piovendo tantissimo, gli ho dato l'ombrello, sono girata a prendere l'altro. Però è successo tutto in un secondo, quindi era terribile e stava piovendo tantissimo e poi si è colpito. Lui non si è accorto della macchina, la macchina era abbastanza veloce, gli ha colpito di fianco e era buttato per terra. Forse per correre a casa in fretta, visto che pioveva forte, il bambino, senza attendere la cugina e il fratellino, ha quindi attraversato la strada passando dietro il bus che l'ha nascosto alla vista dell'auto che arrivava nell'opposta corsia di marcia e l'ha travolto. Subito sono stati chiamati i soccorsi, il bambino è stato portato all'ospedale di Treviso con l'elicottero del SUEM, ha riportato diverse lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il piccolo è rimasto sempre cosciente e sono stati momenti di apprensione e profonda commozione quando dopo pochi istanti è scesa in strada la mamma. Era spaventato e continuava a dirmi come mai sono caduto, cosa è successo, vorrei andare a casa, dov'è la mia mamma. La sua mamma è uscita, era spaventata più di lui e lui continuava ad abbracciarla, mamma ti voglio bene. Lo scuolabus ferma davanti alla casa della famiglia solo un giorno alla settimana, il venerdì, quando inverte il senso di marcia nella vicina rotonda. Tutti gli altri giorni ferma dall'altro lato della strada, costringendo i bambini ad attraversare. Il papà dei 2 piccoli alunni aveva già chiesto al comune di spostare la fermata tutti i giorni della settimana e non soltanto il venerdì. Questo piccolo è stato fortunato, non è stato altrettanto fortunato invece il piccolo Matteo, 1 anno e mezzo. L'abbiamo raccontato ieri, la tragedia di Casier, travolto domenica dall'auto guidata dal papà Olaf Vidali, socio lavoratore della cooperativa alternativa. C'è una comunità sotto shock. Nei prossimi giorni verrà conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia e soltanto dopo verrà celebrato il funerale di questo piccolo sfortunato morto per aver rincorso un pallone. Un angelo dai ricciolini biondi, un bimbo vivace e allegro. Il piccolo Matteo è morto domenica, travolto dall'auto guidata dal papà che stava effettuando una manovra all'interno del cortile di casa. È stato un attimo, una disattenzione che ha distrutto e stravolto la vita della famiglia. Nonno Gabriele non riesce a trattenere le lacrime quando parla della sorellina che chiede dov'è il fratellino. Chiama sempre Matteo, però adesso c'è un angioletto di sopra. La bambina è così. La fortuna è ben assistita, insomma. Ecco, già uno psicologo. Il psicologo e il maestro soprattutto gli stanno dando una grossa mano. Alla sorellina abbiamo detto che Matteo è diventato un angelo e non tornerà più a casa. Ha detto mamma Laura, eravamo a casa, è stato un momento di distrazione, non lo abbiamo visto, stavamo uscendo per andare a fare un giro, siamo a pezzi, il nostro dolore è enorme. Non ho parole sinceramente perché non me lo ricordo ancora davanti agli occhi e spero che sia veramente in paradiso. Un angelo. È proprio un angelo, perché proprio era biondino così, un angelo proprio. Senta, lei ci diceva solo questo,
cercava di prendere un pallone come tutti i bambini? Sì, stava giocando in cortile e correva dietro il pallone e giustamente cosa vuoi, il pallone è andato sotto la macchina. I genitori hanno preso il bimbo in braccio, sono saliti in macchina e poi la corsa disperata in ospedale. All'arrivo i medici hanno subito detto ai genitori che le condizioni erano gravissime. Matteo era in arresto cardiaco, poi i sanitari hanno fatto ripartire il cuoricino, ma i traumi erano troppo gravi. Ha combattuto per 2 giorni tra la vita e la morte, poi martedì la tragedia. Il papà del piccolo non riesce a darsi pace, ci racconta il nonno. Quando uno succedono queste cose qua, passano 50.000 pensieri per la testa, è molto demoralizzato e dovremmo stargli accanto per superare questo momento critico. Stretti, soprattutto la sorellina. Vivremo per lei adesso. Le parole si fermano in gola, sul computer le foto del nipote, le guarda, gli occhi si arrossano. Ora il papà è indagato per omicidio colposo, ma è un atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. La famiglia attenderà ora dalla Procura di Treviso l'autorizzazione per poter celebrare il funerale. Una comunità sconvolta, lo dicevamo, Olaf Vidali lavora da anni alla cooperativa Alternativa Ambiente fondata dal papà Gabriele, una famiglia molto conosciuta. C'è l'appello del sindaco, non lasciamo sola questa famiglia. Alla cooperativa Alternativa Ambiente regna il dolore. Olaf Vidali, papà del piccolo Matteo, lavora qui dal 2008. Non solo, ma lo stesso nonno è stato il primo presidente. Una notizia che ha sconvolto tutti, ci dicono. Siamo rimasti letteralmente senza parole perché veramente non ci aspettavamo una notizia del genere. E soprattutto pensando alla famiglia di Olaf. Olaf è un nostro socio lavoratore da molti anni e Olaf è sempre molto attento, quindi veramente non riusciamo a capacitarci come sia potuto succedere questo. Però i bambini sono imprevedibili. Siamo vicini alla famiglia e pronti a sostenerla ed aiutarla. Se avesse qua davanti Olaf, che cosa si sentirebbe di dirgli? Sentirei solo di dargli un grosso abbraccio, perché credo che le parole contano, ma fin là. Credo che la vicinanza che si trasmette con un abbraccio fisico è sicuramente più importante. A Casier la comunità è sotto shock, è impossibile accettare la morte di un bimbo. Il sindaco Cararetto ha fatto visita alla famiglia, nelle sue parole il dolore di un momento tanto difficile. Guarda, non ti nascondo che nell'incontrarli c'è stato un abbraccio e probabilmente lacrime, perché è difficile riuscire a far capire che siamo vicini. Non li lasceremo soli, continuerò a chiamarli, ci dice, e a stargli vicino. Siamo concittadini più che amministratori e siamo in aiuto soprattutto per poter condividere un po' insieme la sofferenza. Impossibile accettare che un bimbo, spiega, possa perdere la vita. Poi il sindaco ricorda un'altra tragedia che ha sconvolto Casier nel 2020. Il piccolo Tommaso Tiveron, 4 anni, era stato travolto da un cancello ed era morto poco dopo. 2 tragedie immense, 2 ferite per la comunità. Piccolo Matteo è morto rincorrendo un pallone, poi è morto dopo 18 giorni di agonia il 22enne di Galliera Veneta. Siamo tornati nel Padovano che il giorno di Pasquetta era caduto dal tetto di un capannone mentre cercava di recuperare un pallone. Dopo 18 giorni in cui la speranza non ha mai abbandonato i familiari e gli amici, è morto Simone Bonato, il 22enne di Galliera Veneta che il giorno di Pasquetta era rimasto vittima di un grave incidente mentre stava trascorrendo un pomeriggio di festa con gli amici a Campretto di San Martino di Lupari. Il ragazzo era salito sul tetto di un capannone per recuperare un pallone. La struttura però aveva ceduto all'improvviso e il 22enne era precipitato. Un volo di oltre 4 metri. Simone Bonato ha sbattuto la testa con violenza. Immediati soccorsi e ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove il ragazzo ha lottato in questi 18 giorni. Genitori e amici sempre accanto non lo hanno abbandonato un minuto. La famiglia ha dato l'autorizzazione all'espianto degli organi.
Restiamo nel Padovano, ma torniamo a parlare della strage di Suviana, torniamo a parlare delle tragedie sul lavoro. Domani i funerali a Ponte San Nicolò di Adriano Scandellari. Intanto è stata aperta a Padova la Camera Ardente. C'è per noi Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Rocchi Aiende ci troviamo in via Turazza, dove è aperta la Camera Ardente, chiuderà tra poco alle 12:30 per poi riaprire nel pomeriggio. Quanti vogliono potranno andare a dare l'ultimo saluto ad Adriano Scandellari prima dello spostamento della salma che avverrà nella mattinata di domani nella chiesa di Ponte San Nicolò, dove alle 10:30 si celebreranno i funerali. L'ingegnere di Enel Green Power, 57 anni, amatissimo a Ponte San Nicolò, dove era impegnato nella parrocchia come vicepresidente del Consiglio pastorale insieme alla moglie e anche alle 2 figlie. Il funerale si svolgerà appunto alle 10:30 e sarà preceduto questa sera alle 20:30 da una veglia di preghiera a cui è annunciata la partecipazione anche del vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Il funerale invece sarà celebrato dal parroco di Ponte San Nicolò, Don Daniele Cognolato, amico di famiglia, amico di Adriano Scandellari, una persona che tutti definiscono straordinaria, l'ingegnere di Enel Green Power, morto nell'esplosione della turbina, travolto dalle macerie mentre cercava una via di fuga, e ricordiamo il corpo recuperato solo 2 giorni dopo dai sommozzatori dei vigili del fuoco con il gruppo speleologico partito dal Veneto. Una persona amatissima, dicevamo, ma anche molto riservata, tanto che il funerale si celebrerà in modo molto sobrio, solo con un ricordo all'inizio della celebrazione, un ricordo della sua figura, un ricordo di quanto bene abbia fatto per la sua comunità. Ponte San Nicolò sono ore anche di preparativi, sono attese almeno 1 migliaio di persone, si stanno allestendo un maxi schermo all'esterno della chiesa di Ponte San Nicolò con circa 500 sedie, 500 i posti circa anche all'interno della chiesa. C'è un'ordinanza anche per quanto riguarda la viabilità, con la chiusura di tutte le strade proprio attorno alla chiesa, proprio per permettere l'afflusso delle persone, e l'abbiamo ricordato più volte, è stato proclamato per tutta la giornata di domani il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta per quanto riguarda le bandiere dell'amministrazione, delle istituzioni presenti nel comune, ma a cui parteciperanno anche tutti i commercianti e i cittadini del comune colpiti davvero da questa tragedia che, ricordiamo, ha coinvolto anche 2 veneti che continuano ad essere ricoverati nei centri grandi ustioni di Pisa e di Parma. Direi che per il momento è tutto, quindi ringrazio ancora Cristian Rocchi Aiende. Da Padova, Nicola, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e Cristian Rocchi Aiende. Adesso restiamo sulla cronaca, ma torniamo nel Trevigiano. L'omicidio di Anica Panfile, l'esame degli inquirenti, i vecchi cellulari della donna, si cerca un eventuale messaggio che possa avvalorare la tesi di Franco Battaggia, in carcere per il delitto. Ho accompagnato Anica in piazza d'Arcade perché aveva un appuntamento. È sempre stata questa la versione fornita da Franco Battaggia, accusato di aver ucciso Anica Panfile, la 31enne di origine romena, trovata morta sul greto del Piave Spresiano il 21 maggio 2023. Versione che fino ad oggi non ha mai trovato alcun riscontro. Nessuna telecamera ha ripreso né la donna né tantomeno lui in centro. Ora la procura ha disposto degli esami sui cellulari vecchi di Anica, visto che la 31enne a volte avrebbe inserito la SIM negli apparecchi più datati. Fra l'altro il telefonino che aveva con sé la sera in cui è sparita non è mai stato trovato. Si tratta però di un estremo tentativo, ha spiegato il procuratore Marco Martani, perché non è detto che gli apparecchi fossero stati usati da Anica in tempi recenti. A questo punto provvederemo alla trascrizione dei contenuti della messaggistica solo se i riscontri saranno positivi. Fatta questa verifica si potrebbe arrivare alla chiusura delle indagini. Insomma, un ultimo tentativo per verificare quanto detto dal 77enne che ora si trova in carcere a Santabona. Secondo l'accusa, la donna, quel 18 maggio, giorno in cui si persero le tracce, era andato da Battaggia, suo ex datore di lavoro, per prendere dei documenti. Poi, sotto l'effetto della cocaina e al termine di una lite, l'avrebbe uccisa colpendola alla testa e poi soffocandola con una mano sulla bocca e sul naso. Lo stesso Tribunale del Riesame, rispondendo al ricorso presentato dai vecchi legali di Battaggia contro l'ordinanza
speranza di carcerazione, aveva messo in evidenza come gli indizi di colpevolezza fossero solidi. Decisive le riprese di una telecamera di videosorveglianza del pick-up di Battaggia, visto passare più volte nel luogo dove la donna sarebbe stata buttata nelle acque del canale della Vittoria. Torniamo nel Vicentino, allora rivediamo le impressionanti immagini della grandinata eccezionale che ha imbiancato le strade dell'Ovest vicentino ieri. Brendola e Orgiano i comuni più colpiti, ma risentirne anche la viabilità in autostrada A4 tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore. Guardate. Intensa, improvvisa, inaspettata, la grandinata che ha interessato il Vicentino, che dalla Riviera Berica ha colpito soprattutto i comuni di Brendola e Orgiano intorno alle 12, fenomeno che ha interessato anche il tratto vicentino della 4 tra Montebello e Montecchio Maggiore, causando rallentamenti al traffico. Tante le foto e i video che si sono moltiplicati sui canali social dedicati alle segnalazioni sul maltempo. Per questo fenomeno, una via di mezzo tra grandine e neve, gocce d'acqua gelata che una volta a terra hanno ricoperto strade e il paesaggio imbiancandoli. Questo fenomeno si è verificato dall'area del municipio fino a via Orna, quindi in un raggio di circa 2 chilometri di raggio, in cui a terra sono scesi praticamente 10 centimetri di ghiaccio. Sembrava fosse dicembre, con un freddo abbastanza pungente. È un fenomeno che non abbiamo mai visto e che ci ha anche un po' preoccupato. Non sono stati segnalati interventi da parte dei vigili del fuoco né danni a persone o auto. Da valutare invece saranno quelli alle colture, in particolare quelli legati agli alberi in fiore. Sicuramente danni all'agricoltura ce ne sono stati, perché giustamente le piante sono adesso in ripresa vegetativa. Per quanto riguarda auto, case e quant'altro, non ho avuto a ora contezza di danni particolari. Allora, a proposito di danni, le temperature rigide, oltre alla grandinata, provocano danni alle colture in un aprile che definire invernale è poco, peraltro il prossimo weekend sarà altrettanto invernale. Allora siamo in un'azienda vitivinicola di Montecchio Maggiore con Luisa Bertini e Simone Squarcina. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi sì, ci stiamo occupando di quelle che sono state poi le conseguenze della grandinata improvvisa che c'è stata ieri. Siamo all'interno di una vigna in compagnia di Marica Meneguzzo, imprenditrice agricola. Ci spiega che cos'è successo ieri e in che modo riusciamo a vedere i danni che ci sono stati, visto che i grappoli sono ancora sul nascere. Sì, buongiorno. Allora, dopo la grandinata di ieri, come si può vedere nelle foglie, sono state rovinate, visto l'intensità e la gravità del fenomeno. Come si può vedere in questo grappolino, qui dove la grandine ha battuto forte, ha sportato una parte del grappolo. Qui quindi l'ha un po' spogliato. L'ha un po' spogliato, sì. È difficile adesso capire la gravità della perdita. Sì, la quantificazione dei danni, lei prima mi diceva che la farete tra agosto e settembre, quando sarà il momento della vendemmia, proprio per capire se i grappoli saranno pieni o svuotati. Esatto, adesso aspetteremo i tecnici per vedere in questo momento e poi la valutazione finale sarà fatta prima della raccolta, durante la raccolta, per capire la perdita definitiva. E voi adesso state anche iniziando a fare dei trattamenti proprio a seguito della grandine di ieri, perché le conseguenze non sono soltanto sui grappoli ma sono su, lei mi parlava dei funghi, giusto? Sì, esatto, adesso siamo costretti ad intervenire, ad entrare nel vigneto nuovamente per poter cicatrizzare le ferite delle foglie, per evitare che partano delle malattie fungine. Ecco, malattie, grandine e poi anche il tempo di aprile, che è un tempo anomalo, visto che fino a 10 giorni fa c'erano 26 gradi e ieri proprio in questa zona tra Brendola, Montecchio e Orgiano nel momento della grandinata siamo arrivati a 4 gradi, quindi si sono abbassate considerevolmente e questo tempo imprevedibile, diciamo, mette in difficoltà anche le vostre previsioni in termini proprio di raccolto. Sì, esatto, è sempre più difficile fare agricoltura, è sempre più difficile pianificare il lavoro e anche alla fine è difficile anche avere un reddito certo in azienda,
senza togliere che questi agenti atmosferici sempre più frequenti mettono in stress le piante e la loro produzione. Ecco, difficoltà acuita anche da quella che è la situazione internazionale, quindi i costi delle materie prime. Delle materie prime, tutto ci rende il lavoro sempre più difficile. Ecco, lavoro agricolo sempre più difficile, abbiamo sentito i danni che al momento non sono quantificabili, ma comunque ci sono, dettati da questa grandinata improvvisa. Adesso noi ci sposteremo anche in altre aziende del territorio. Intanto io ringrazio la mia ospite e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e la tua ospite. Adesso restiamo a Vicenza, dove pensate la questura di Vicenza ha smaltito distruggendole 112 fucili e 30 pistole. Vediamo il servizio da Vicenza. La questura di Vicenza ha proceduto alla distruzione di 112 fucili e 30 pistole accumulate nell'ultimo anno nei magazzini di Viale Mazzini. Si tratta di armi che un tempo erano legittimamente detenute da cittadini poi deceduti. Alcune sono state trovate all'interno delle case dai parenti o dai successori e sono state consegnate alla questura. In alcuni casi si tratta di armi di cui gli stessi possessori hanno deciso di disfarsi, riconsegnandole alla polizia. L'arsenale vicentino è stato trasportato in provincia di Padova per lo smantellamento in una struttura autorizzata dell'esercito italiano. Andiamo adesso a Mestre con la paura ieri mattina a bordo di un autobus, una rissa scoppiata tra due stranieri con tanto di cacciavite e un turista che è stato ferito. Rissa con cacciaviti a Piazzale Roma, sull'autobus numero 6. Chi era a bordo dell'autobus diretto a Venezia poco prima delle 11 non poteva credere ai suoi occhi. Dopo un primo scontro tra due passeggeri stranieri, un tunisino e un bengalese, sembrava che gli animi si fossero tranquillizzati, ma nonostante alcuni passeggeri avessero cercato di dividere i due, poco dopo hanno ripreso a litigare all'altezza di Fincantieri. Sembra che il tunisino, in preda all'ira, abbia anche colpito casualmente col cacciavite un francese che cercava di fermarlo, procurandogli una ferita alla gamba non profonda che non ha richiesto l'intervento degli operatori sanitari. A quel punto l'autista però ha pensato di fermarsi e chiamare la polizia. In via Righi tutti fermi, ho fatto scendere tutti, bloccato l'auto, sono arrivata la polizia, manetta al tipo. Che è stato portato in questura a Venezia dagli agenti, mentre dopo circa una ventina di minuti, quando ormai l'altro coinvolto nella rissa si era allontanato, l'autobus è ripartito alla volta di Piazzale Roma, con a bordo i passeggeri sconvolti per quanto accaduto. Pochissimi istanti di pubblicità, resteremo a Venezia per parlare di contributo d'accesso, subito dopo. Rieccoci in diretta alla prima edizione. Prima di parlare di contributo d'accesso a Venezia ci sono ancora gli strascichi della polemica, l'abbiamo parlato in questi giorni, per la statua dedicata agli alpini che verrà installata nel parco Tito Livio, quella presenza di quel fucile che ha creato le polemiche, ma il comune vuole tirare dritto. Sentiamo il vice sindaco Michalizzi. Vice sindaco, insomma, si è molto dibattuto sull'opportunità o meno di questa statua dedicata agli alpini, in cui c'è la presenza di un fucile appoggiato a terra, che raffigura appunto questo alpino con il fucile appoggiato a terra. Ecco, qual è la posizione del Comune di Padova nei confronti di questa statua? Ma il Comune, l'amministrazione ha voluto dedicare una statua nel centenario degli alpini, un accordo che il sindaco ha preso con l'Associazione Nazionale Alpini, ed è un tributo all'impegno, a ciò che rappresentano gli alpini nella nostra comunità, anche a Padova, sempre pronti, disponibili nei momenti di emergenza. L'abbiamo visto nei diversi che abbiamo attraversato, dal Covid a Vaia, gli alpini sempre in prima fila, la protezione civile alpina sempre schierata, ma la presenza degli alpini anche ormai nel tessuto associativo e nelle cose che la nostra comunità organizza, sempre pronti.
Gli alpini sono anche il simbolo di una generazione che ha combattuto una guerra anche contro la loro volontà, e oggi rappresentano il dramma di una generazione che ha affrontato la guerra, quindi tema anche attuale rispetto ai conflitti che ci sono oggi. In questo senso gli alpini sono testimoni di pace e che è richiamata forte nei suoi valori. Insomma, la nostra comunità è amica degli alpini e nel suo centenario la città di Padova, così come esiste anche in tante altre città d'Italia, gli dedica una statua. E allora sentiamo poi cosa ne pensano i padovani di questa polemica. Continua la discussione sull'opportunità di collocare la statua dell'alpino progettata e realizzata dall'artista Ettore Greco in un parco cittadino. Abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano. Ecco cosa ci hanno detto. Ma la storia degli alpini è che mi è saputo che hanno combattuto, e quindi non mi risulta che hanno mai fatto guerra e combattuto con le rose, che siano diventati anche un gruppo di cui fa parte, che si sono dedicati tantissimo alla solidarietà. Basta vedere quello che fanno quando ci sono terremoti, sostituiscono moltissimo quello che è la protezione civile. Ecco, ma per cui è un problema, chiamiamolo, degli alpini, se vogliono essere rappresentati col fucile in mano o se guardano l'aspetto solamente di solidarietà. Ma è innegabile che fanno parte dell'esercito. Penso che la statua debba rimanere. Anzi, penso che possa essere un bel messaggio, anche perché il fucile, se non ricordo male, non è in mano ma è posato per terra, e quindi simbolo ovviamente di deposizione delle armi. Ma certo, una statua, cosa vuole che sia, si può sempre fare, no? Anche per gli alpini. In effetti è un corpo che ha dato tanto, no? Per l'Italia. Per quello che fanno e che hanno fatto gli alpini valga la pena di un riconoscimento, per cui non credo che sia un riferimento bellico o guerresco questo, ma una solidarietà, un riconoscimento a quello che fanno o quello che hanno fatto. In questo momento probabilmente non credo sia il momento migliore, ma alla fine sono gli alpini, quindi grosso modo non è che può essere vista da tanti punti di vista, però comunque sono un gruppo storico, diciamo che magari può essere vista da questo contesto e pretesto può essere controversa. È un momento critico, ci sono guerre in corso, però è anche vero che è un corpo militare, non so, gli mettono anche la piccozza. E intanto ieri è stato presentato ufficialmente il programma della Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza. Vicenza, cuore pulsante dell'Italia, l'orgoglio di ospitare la 95esima adunata nazionale dal motto Il sogno di pace degli alpini, che calamiterà in città dal 10 al 12 maggio oltre 400.000 penne nere, evento che torna nella provincia più alpina d'Italia dopo 33 anni. Noi qui abbiamo nel territorio vicentino i 4 sacrari, quindi diciamo che da lì dobbiamo partire, quindi i nostri valori che derivano da chi ha dato la vita per la nostra libertà e che quindi vengono ricordati e vengono sempre messi in primo piano. È il primo cittadino a parlare di evento storico, città che è già vestita a festa con 30.000 bandiere tricolore, macchina organizzativa che è in moto da tempo, dall'ospitalità ai parcheggi al trasporto pubblico potenziato, alle scuole di ogni ordine e grado che in città chiuderanno per venerdì 10 e sabato 11. Bisogna farsi trovare pronti, perché chiaramente sarà difficile tutta l'attività legata alla mobilità, agli spostamenti, però stiamo cercando di gestire la situazione causando il minor disagio possibile ai cittadini. Quali sono i tasselli mancanti? Su cosa vi state concentrando adesso? Diciamo sugli aspetti che per noi sono anche sensibili, come la sicurezza, quindi gli incontri e il coordinamento con il prefetto, con il questore, con le forze dell'ordine, e diciamo un primo appuntamento che è fissato per il 4 di maggio con la presenza della fanfara della Brigata Iulia, che sarà qui proprio nelle strade di Vicenza per dare il primo avvio concreto alla dunata.
Kermesse che si aprirà il venerdì mattina con l'alza bandiera solenne in Piazza dei Signori e poi via via gli appuntamenti che animeranno la città e porteranno alla domenica in cui il serpentone di penne nere si snoderà in città per concludersi con la consegna della simbolica stecca alla sezione di Biella. Ci si aspetta non solo una grande festa, ma anche un momento per celebrare i valori di un intero paese e coltivarne la memoria storica. Noi infatti vogliamo trasmettere questi valori, che sono anche una specifica direttrice di comando che ha disposto il nostro capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e di far memoria di tutti quelli che sono i fatti storici che ci vedono impegnati dal 1872 ad operare a favore della nostra popolazione. Allora, certamente complicata la gestione della Dunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, altrettanto complicata, visto il luogo e visto la mole di turisti, il contributo d'accesso che inizia ufficialmente a essere operativo dal 25 di aprile, ma in queste settimane, in questi mesi stanno arrivando le prenotazioni. Allora ci colleghiamo con Ilaria Marchiori e l'assessore al turismo Venturini per capire a che punto siamo con il contributo d'accesso a pochi giorni dall'entrata in vigore. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai anticipato tu, gli ultimi giorni caldi, siamo qui a fare il conto alla rovescia in vista del 25 aprile in cui entrerà in vigore la fase sperimentale del contributo d'accesso. Tante già le prenotazioni, abbiamo qualche numero già, assessore, benvenuto. Buongiorno, sì, siamo a 100.000 prenotazioni. Qui abbiamo sia i prenotanti e paganti, sia i prenotanti dichiarandosi poi esenti perché residenti in Veneto o perché turisti pernottanti in albergo. Sono numeri sicuramente impegnativi, però che cresceranno, perché si tratta di 100.000 sui 29 giorni, non ovviamente solo il 25 aprile, cresceranno perché il turismo giornaliero, quindi il turismo che poi pagherà, è un turismo che prenota un po' più a ridosso, insomma, sceglierai gli ultimi giorni di andare a visitare Venezia. Sono giorni impegnativi per la città perché con la Biennale Arte ci sono un sacco di delegazioni internazionali, ci sono eventi ovunque, è un momento anche di beneficio economico per l'intera filiera produttiva della ristorazione, ma anche del settore culturale che sta dando il meglio di sé con inaugurazioni, mostre, musei. Ecco, Venezia è la capitale dell'arte in questo momento nel mondo e dobbiamo esserne consapevoli. Tra le varie novità, oltre alla visita del Papa, che sarà sicuramente motivo di organizzazione impegnativa ma anche di soddisfazione, il contributo d'accesso. Da 40 anni si discute almeno di come gestire il turismo giornaliero, di come trovare un diverso equilibrio tra turisti giornalieri e residenti. 40 anni di sole discussioni purtroppo e nessuno ha mai provato a risolvere il problema. Siamo bravissimi a fare convegni, esperti nello scrivere ricerche e libri, manifestazioni ci riescono benissimo, poi quando è ora di fare non sono mai arrivate soluzioni pratiche. Ci siamo messi di buzzo buono, abbiamo provato a trovare una soluzione chiedendo anche una legge ad hoc, perché altrimenti non sarebbe possibile chiedere la prenotazione in entrata a Venezia. Legge che abbiamo avuto nel 2019 e che oggi, dopo il Covid, entra ufficialmente in vigore da parte nostra con grande umiltà. Ci chiediamo già scusa per il disagio e lavoriamo per chiedere la collaborazione di tutti perché dobbiamo salvare Venezia. Non è un motivo per far cassa, anzi spenderemo quello che incassiamo, se non di più. Lo scopo è trovare un diverso modo di visitare Venezia, disincentivare il turista giornaliero in quei giorni, in quei 29 giorni, invitarlo a visitare altri momenti dell'anno Venezia e sapere noi in anticipo quanti turisti arriveranno a Venezia quel giorno, in modo da impostare anche trasporti, sicurezza e pulizia in base ai numeri attesi. È una rivoluzione che però deve essere ovviamente portata avanti insieme e migliorata passo passo. Assessore, ricordiamo che entra in vigore il 25 aprile, non sarà tutti i giorni, non sarà per tutto il giorno. E con il Papa come funziona? Il Papa e il grosso sono comunque della diocesi, quindi o residenti a Venezia che devono solo appunto dichiarare di essere residenti e mostrare eventualmente il documento, o veneti che basta che si prenotino e non devono assolutamente pagare niente. Quindi il Papa ha questo tipo di dinamica. Ci preoccupa un po' di più il 25 aprile perché i soliti noti, centri sociali, pezzi di sinistra antagonista hanno annunciato manifestazioni contro il contributo d'accesso. Sono gli stessi che erano contro il Mose 20 anni fa, contro le navi qualche anno fa, contro la TAV, contro tutto. In questo caso sono contro il contributo d'accesso, sono poi i primi a lamentarsi del troppo turismo. Speriamo che almeno rispettino le leggi, non facciano male a nessuno, non danneggino nulla, perché altrimenti insomma sarebbe veramente una brutta scena per la città. Ognuno ha la sua opinione.
Rimarco però che se li avessimo ascoltati qualche anno fa non avremmo il Mose e quindi Venezia ogni autunno andrebbe sott'acqua negli ultimi anni, quindi per fortuna non li abbiamo ascoltati. Noi proviamo a fare questa cosa, proviamo a farla con grande umiltà, sapendo che non è la soluzione a ogni problema, è un piccolo pezzo di un più grande mosaico che vede questo sistema come innovativo. Grazie all'assessore Simone Venturini, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche all'assessore, quindi numeri già molto importanti e che cresceranno. Adesso lasciamo il contributo d'accesso, che è anche una questione, chiamiamola così, politica, per andare nella politica in senso stretto. L'avevamo raccontato già ieri, lo scontro aperto tra Forza Italia e Lega che dice Forza Italia da quando è arrivato Tosi è fuori dalla maggioranza, le polemiche, i continui attacchi, la risposta del numero 1 azzurro, insomma un fronte sempre più spaccato. Sentiamo. Forza Italia fuori dalla maggioranza in Veneto con continui attacchi al presidente, così Alberto Stefani. Lega, Forza Italia posta fuori dalla maggioranza dal 2020 senza nessun peso a Palazzo Ferrofini, così Flavio Tosi, Forza Italia. È sempre più caldo lo scontro in Veneto all'interno della coalizione di centrodestra che da 5 lustri governa la regione. Uno scricchiolio in vista delle regionali 2025, ma anche dell'appuntamento di giugno con europee e amministrative che decreterà il peso delle due forze politiche nei confronti di Fratelli d'Italia. A partire è stato Alberto Stefani con una dichiarazione pesantissima a mezzo stampa. Dopo mesi di incursioni e di attacchi nei confronti di Zaia e della sua giunta, abbiamo semplicemente certificato e registrato il fatto che Forza Italia ha deciso di non essere più in maggioranza. È un atto di chiarezza nei confronti degli elettori. Forza Italia non sta sostenendo Luca Zaia, non sta sostenendo questa maggioranza. Prima di Flavio Tosi questo non avveniva e la collaborazione con Forza Italia in regione era assolutamente un dato di fatto. La risposta di Flavio Tosi, segretario regionale di Forza Italia, già segretario regionale della Lega un decennio fa, che a diventare presidente del Veneto ci aveva già provato, non si fa attendere. Penso che non sia un caso più unico che raro dove un partito nazionale come Forza Italia, che appunto non è stato coinvolto né nella giunta regionale, né nelle commissioni regionali, né a livello di riunioni di maggioranza dal 2020 a oggi, parlo di maggioranza, ma riunioni di partiti politici del centrodestra, abbiamo sempre comunque votato favorevolmente a tutte le proposte che arrivano dalla giunta e continueremo a farlo. Quindi perché Forza Italia ci tiene all'unità del centrodestra e a non rompere lo schema del centrodestra. Luca Zaia invece si dimostra forse in questo momento eccessivamente nervoso per problemi suoi all'interno della Lega. Al segretario regionale fa eco Fabrizio Boron, ex Lega, ex lista Zaia, attuale consigliere regionale del gruppo misto, da poco entrato in Forza Italia. La posizione oggi che Forza Italia ha nei ruoli regionali è la stessa equiparabile a quella che ha il PD. Di fatto nessun ruolo, nessuna posizione, pertanto come ha detto l'onorevole Tosi, Stefani certifica un dato di fatto fin dal 2020. Gli fa eco Alberto Villanova, consigliere regionale della lista Zaia. La politica è questione di numeri. Il risultato elettorale del 2020 ha decretato i rapporti di forza con 33 seggi a lista Zaia, Lega e Veneto Autonomia. Nessun rischio per il governo della regione. Luca Zaia da questo punto di vista può dormire sonni tranquilli, ma l'assalto al suo scranno con Fratelli d'Italia, che in queste ore osserva, è già iniziato. E se il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, invoca una pace per non favorire gli avversari che dicono, il segretario veneto del PD Martella dice per il centrodestra è la fine di un ciclo politico. Siamo di fronte a una maggioranza che non c'è più, che si tiene insieme adesso per forse quello che è il collante del potere, lo vedremo. Si tiene insieme perché continua ad agitare alcune bandiere ideologiche, però diciamo è una maggioranza che secondo me in Veneto ha finito il suo ciclo politico. Affonda il coltello Andrea Martella, segretario del PD Veneto, nel giorno in cui si segna un nuovo strappo, forse quello più doloroso all'interno del centrodestra, dove è tutti contro tutti. Con una spaccatura che è tra la Lega e Fratelli d'Italia, che è all'interno della Lega, dove spesso si confrontano due o più linee,
e che adesso emerge con tutta evidenza anche nei confronti di Forza Italia. A questo punto la questione è anche tattica, con il PD e il centrosinistra che si stanno riorganizzando. Elezioni europee e comunali sono ovviamente il primo step, il tempo stringe. La direzione nazionale che dovrà decidere le candidature è prevista per domenica mattina. Resta ancora da capire se la segretaria Elly Schlein sarà capolista. Di certo un ruolo preeminente lo avrà a nord-est Stefano Bonaccini. Per il Veneto si va verso la conferma in lista di Alessandra Moretti e il lancio di Alessandro Zan. In pole position c'è anche il sindacalista Ivan Pedretti, ma inevitabilmente si guarda più avanti. Dopo le elezioni amministrative ed europee si aprirà anche un'ulteriore fase. Per quanto ci riguarda, come Partito Democratico ci faremo trovare pronti rispetto alle prossime elezioni regionali. Adesso andiamo a Possagno, parliamo di arte, la nuova mostra su Antonio Canova. Guardiamo. Due scatti in bianco e nero di grande formato catturano e raccontano la grandezza creativa di Antonio Canova, mostrando le opere del maestro attraverso l'occhio attento e l'obiettivo raffinato del fotografo Luigi Spina. La mostra dal titolo Canova Quattro Tempi è allestita all'interno del Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. È un'esposizione che si inserisce in un più ampio progetto di ricerca fotografica iniziato da Spina nel 2019 che ha dato vita a 4 volumi. I dettagli, le luci, gli sguardi delle creazioni canoviane esplodono nell'intensità della loro bellezza. C'è l'eleganza di Ebe, la leggerezza delle danzatrici, la pace. Le fotografie raccontano con occhio contemporaneo il neoclassicismo di Antonio Canova, in ogni sua sfumatura, in ogni suo particolare, in tutto il suo fascino. La mostra Canova Quattro Tempi, fotografie di Luigi Spina, sarà inaugurata sabato prossimo, 20 aprile alle 15:30 e rimarrà aperta ai visitatori fino al 29 settembre. Dalla bellezza della scultura di Canova passeremo a parlare della bellezza e dell'importanza dell'ambiente, come sempre con Andrea Ferrazzi subito dopo la pubblicità, e allora pochi istanti e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta alla prima edizione, lo dicevamo in apertura della prima edizione, come sapete e come sapete tutti il venerdì è dedicato dall'1 circa alla sostenibilità ambientale, e oggi, lo dicevamo in apertura, cercheremo di capire come la crisi climatica influenza la geopolitica, perché siamo abituati magari a vedere gli effetti della crisi climatica nel quotidiano, quando vediamo le alluvioni, i disagi, i danni, ma la crisi climatica ha degli effetti a lungo termine di cui magari non ci rendiamo conto. I flussi migratori, pensate, fino al terrorismo. Allora, ne parliamo oggi, come sempre, con Andrea Ferrazzi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E con lui in studio c'è Arcangelo Boldrin, che è il presidente di Fondaco Europa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come sempre, chiediamo all'ospite che cos'è Fondaco Europa. Fondaco Europa è un'associazione costituita nel 2016, in un momento in cui non andava molto di moda l'Europa, e allora un gruppo di ricercatori, persone impegnate nelle istituzioni, professionisti si sono messi assieme per levare una voce in qualche modo che facesse vedere che bisognava invece continuare nel processo di integrazione, pur non nascondendosi i punti di difficoltà, i punti di criticità, ma facendo molta attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Nasce a Venezia ed è a Venezia. Nasce a Venezia, ma sostanzialmente poi abbiamo dei soci che sono anche a Treviso e a Padova. Adesso cominceremo a fare le nostre attività convegnistiche anche in queste altre 2 province, e sostanzialmente le finalità sono per aiutare l'opinione pubblica ad essere consapevole dell'importanza del compimento del processo di integrazione europea da un lato, e nel far capire che è importante avere consapevolezza di quello che succede attorno a noi fuori del cortile di casa, perché anche se il mondo
anche se noi non ci occupiamo del mondo, il mondo si occupa di noi e come. E oggi lo vediamo proprio nello specifico, perché parliamo di geopolitica. Può sembrare un termine complicato, ma vedrete che è molto molto semplice, molto chiaro e ha effetti molto precisi su tutti noi. Allora, entriamo nel vivo. Ferrazzi, quali sono i settori colpiti dalla crisi climatica che magari noi non conosciamo? Beh, sono innumerevoli, tutte le questioni sono interconnesse per gli effetti e sono interconnesse anche dal punto di vista degli strumenti per poterle risolvere. Ora, è di ogni evidenza che la crisi climatica in se stessa è una crisi che può essere affrontata solamente appunto a livello geopolitico, a livello internazionale, perché come abbiamo detto più volte il cambiamento climatico, o più propriamente la crisi climatica, non segue i confini delle nazioni, ma li supera abbondantemente. E quindi è una questione, probabilmente la questione, che riguarda tutti noi nella complessità. Nella crisi climatica ci siamo dentro e non a caso tutte le politiche anche europee hanno visto, per esempio dal 2019 ad oggi, il quinquennio di questa legislatura è stato centrato dove? Attorno al Green Deal, no? Quel grande finanziamento che poi ha avuto la ricaduta del PNRR a livello nazionale, nella necessità, nella consapevolezza che solamente affrontando insieme con politiche integrate la questione del cambiamento climatico si potesse in qualche modo uscirne insieme. E poi è di ogni evidenza che l'altra grande consapevolezza, oltre agli strumenti per affrontarla, che è appunto lo strumento dell'integrazione europea per quanto ci riguarda, la consapevolezza che la crisi climatica, che ormai è strutturale, non è congiunturale, cioè ci accompagnerà nel corso dei prossimi decenni come minimo, ha poi delle ricadute ed è interconnessa da tante grandi crisi a livello internazionale. Pensiamo solamente alla questione delle migrazioni. La conferenza delle Nazioni Unite di Nairobi già anni fa ci ha raccontato come già oggi la migrazione sia il primo fattore, la migrazione sia dovuta essenzialmente come primo fattore al cambiamento climatico e in particolare alla siccità. Ma pensiamo alla guerra dell'acqua, che non riguarda solamente i paesi del Sahel e i paesi diciamo, di alcuni luoghi del mondo, ma riguarda anche i nostri territori. La guerra dell'acqua c'è per esempio tra il Trentino e il Veneto, la guerra dell'acqua c'è tra settori delle economie che se la contendono e sempre di più sarà così. O pensiamo alla questione del terrorismo. C'è un legame molto stretto tra la crisi climatica, il cambiamento climatico, il mutamento che questo comporta e anche braccia che vengono date al terrorismo e ai flussi del terrorismo. E quindi quando parliamo di crisi climatica parliamo, come dire, di un elemento che è quintessenzialmente unificato, unito a una serie di questioni. Per quello parliamo di geopolitica, cioè c'è bisogno di affrontarla in maniera complessiva e integrata. Dopo andiamo nello specifico su tutte le cose che ha toccato. È inutile quindi dire che cercare di risolverlo entro i confini nazionali è completamente inutile. È ridicolo, diciamo, no? È una perdita di tempo quantomeno. Come io vado dicendo sempre, i veri, diciamo, coloro che fanno l'interesse dei cittadini italiani, se vogliamo usare il termine patriotti, sono quantomeno gli europeisti, perché essendo l'Europa l'elemento minimo, diciamo, di attacco per poter sviluppare delle politiche quanto minimo efficaci, almeno un po' efficaci, diciamo, è chiaro che devi lavorare in quella direzione lì. Il cambiamento climatico, le migrazioni, il terrorismo, oltrepassano i confini, gli stati nazionali da questo punto di vista sono veramente impotenti ed è per questo che anche le prossime elezioni europee, al di là delle posizioni politiche che ognuno legittimamente ha, saranno elezioni fondamentali perché raccontano della costruzione di uno strumento fondamentale quale l'integrazione europea per fare gli interessi degli italiani. Non basta però l'Europa, perché ci sono poi gli altri stati, c'è tutto il mondo coinvolto. Che strumenti si possono usare? Penso alle COP, per esempio. Servono, bastano? Ma le COP sono la conferenza delle parti, no? Ormai siamo alla 28ª edizione, sono strumenti importanti. Come lei sa, ho rappresentato il Parlamento italiano alla COP26 di Glasgow, quindi l'ho toccata con mano quanto sia importante questo strumento. Sono grandi tentativi dei paesi del mondo di mettersi d'accordo su temi così sensibili che toccano gli interessi di tutti gli stati stessi.
e però sono anche molto difficili, sono anche molto inefficaci, perché ci vuole per esempio l'unanimità. La COP, come dico spesso, è una grande assemblea del condominio, no? In cui gli stati sono gli abitanti del condominio, con l'aggravante che secondo il codice civile italiano, quando si hanno da fare degli interventi di un certo tipo del condominio, basta una maggioranza qualificata, mentre nella COP ci vuole la partecipazione unanime di tutti. E quindi le COP sono certamente degli strumenti importanti, ma sono degli strumenti che rischiano di essere lenti, che riescono di rincorrere i problemi piuttosto che trovare delle soluzioni definitive. E qui entra l'altro grande tema, no? Che è il grande tema che accanto all'impotenza dei singoli stati manca il luogo della decisione collettiva. Le Nazioni Unite hanno rappresentato in questi anni purtroppo una grande perdita di credibilità e di forza e di capacità di gestire i conflitti a livello mondiale. E ci sono degli strumenti appunto multilaterali, degli organismi multilaterali che stanno cercando di agevolare delle soluzioni condivise, ma di ogni evidenza che questo è un tema drammatico. Non a caso le ricorderà che Papa Francesco nell'esortazione apostolica Laudate Deum alla fine della stessa inquadra il tema centrale esattamente in questo, cioè dice quali sono i luoghi, ci sono i luoghi della decisione collettiva. Perché in un mondo che prima era bipolare, cioè il mondo diciamo l'influenza della NATO, i blocchi occidentali contro quello sovietico, in qualche modo cercavano un equilibrio o un mondo non idilliaco, perché basta guardarsi indietro, era un mondo di tensione, di crisi nucleari, di guerre combattute in giro per il mondo non direttamente ma indirettamente, via dicendo, quindi non un mondo idilliaco, ma c'era diciamo il tentativo di trovare un punto d'incontro. Il mondo multipolare che abbiamo immaginato dopo è in grado di gestire la storia, è in grado di gestire i conflitti e le contraddizioni, oppure stiamo andando in un mondo apolare, cioè un mondo in cui regna il caos, in cui non ci sono i luoghi della decisione collettiva. Questo è un dato drammatico. Allora, Boldrin, con l'aiuto delle nostre slide entriamo proprio nel problema, e partendo da un elemento evidentissimo della crisi climatica, cioè la desertificazione. Vediamo la prima slide e la commentiamo insieme. Cosa ci racconta questo cartello, Boldrin? Ci racconta che una parte del mondo è soggetta a questi processi che poi scatenano quello che in parte ha già ricordato Andrea Ferrazzi, perché evidentemente la desertificazione, come le siccità e le inondazioni, hanno come effetto quello di provocare le migrazioni, e le migrazioni creano ovviamente ulteriore motivo di instabilità, ulteriore motivo di tensione. Si stima, l'ONU stima che siano 90 milioni i cittadini che emigrano nel mondo ogni anno, e voi immaginate che questa cifra è una cifra molto rilevante, anche se va detto che le migrazioni avvengono all'interno prevalentemente dei continenti, non vanno fuori dei adesso ci arriviamo. Restando su questo cartello, vediamo che è un fenomeno che riguarda un po' tutti, in particolare alcuni, ecco, esatto, sicuramente l'Africa è quella più coinvolta in tutte e due le fasi, diciamo, sia delle inondazioni che delle desertificazioni, cioè tutti gli elementi sono lì. Più disperata da questo punto di vista. Però volevo fare un piccolo passo indietro, se mi è consentito, relativamente a quel ragionamento che proprio prende il titolo della conversazione di oggi, cioè il rapporto tra la crisi ambientale e la geopolitica, perché mi pare molto importante sottolineare che noi in poco più di 100 anni è cambiata completamente la prospettiva. Noi eravamo 1,5 miliardi intorno all'inizio del Novecento, maggioranza erano bianchi, il 90% delle terre era controllato dagli europei o dai loro discendenti, insomma eravamo i padroni del mondo. Oggi, quando noi portiamo in giro per il mondo il messaggio del bisogna fare qualcosa per evitare la crisi ambientale portata alle estreme conseguenze, dobbiamo essere consapevoli che un'altra parte del mondo ci guarda con molto sospetto, per non dire che ha delle tendenze relativamente diverse, molto spesso totalmente diverse. Faccio 3 esempi per citare 3
grandi paesi, la Cina, la Russia e gli Stati Uniti. All'interno di questi paesi la crisi climatica viene vissuta in maniera completamente diversa. La Cina dice, beh signori, avete utilizzato il mondo da un punto di vista e adesso che tocca a noi sfamare 1,4 miliardi nostri concittadini con la fabbrica del mondo, non è che ci venite a insegnare che bisogna porre il limite di qua e di là. Vi faccio un altro esempio, il riscaldamento climatico consegna alla Russia delle terre in Siberia che prima non erano abitabili, quindi consegna di fatto un'opportunità, oppure col disgelo dei mari del nord, dei ghiacci del nord, consegna la possibilità di avere nuove rotte. Ma gli stessi Stati Uniti sono divisi su questo tema. Gli abitanti del Midwest, del meridione degli Stati Uniti, che poi sono i sostenitori di Trump, sostanzialmente non gliene può fregare di meno di questo, vogliono riportare gli impianti che sono stati delocalizzati altrove, vogliono riportarli nelle proprie contrade e che siano inquinanti o meno, gli interessa essere concorrenziali con la Cina, mentre gli abitanti delle coste invece sono con una sensibilità totalmente diversa. Questo per dire che quando si affronta nella COP, per esempio, visto che sono state citate questi problemi, bisogna avere la consapevolezza di avere molta pervicacia e pazienza. E qui l'assenza di un luogo decisionale è cruciale. Allora, intanto, mentre gli Stati così la pensano, ovviamente rispetto all'Europa, c'è questo fenomeno del flusso dei flussi migratori. Cartello secondo, eccolo qua. Sì, è quello che dicevo prima, questo cartello illustra i movimenti migratori del mondo. E allora questa è una prima considerazione che va fatta. Noi ci siamo trastullati fino a pochi anni fa, adesso un po' meno, ma ancora nell'opinione pubblica sono presenti queste linee di pensiero che sostanzialmente la questione migratoria sia una questione congiunturale. La questione migratoria è una questione strutturale che per quanto ci riguarda prevede quindi politiche di medio e lungo termine che non possono essere politiche nazionali, devono nel nostro caso essere politiche europee. La gente si sposta perché ci sono le crisi climatiche, la gente si sposta anche perché diciamo, il territorio non riesce più a sostenere la popolazione, c'è anche la crescita demografica. Allora vediamo l'altro elemento, la crescita demografica, cartello numero 3, anche questo impressionante, soprattutto nei confronti dell'Africa. Vediamo il terzo cartello. Eccolo qua. Non spaventatevi perché questo è un cartello che potrebbe addirittura spaventare, lo vedete e lo potete leggere tranquillamente, vedete quello che succede in Africa nei prossimi anni. Nei prossimi 15 anni stimano i demografi che l'Africa crescerà di 500 milioni di abitanti e sono di fronte a noi, separati da noi dal canale di Sicilia. Quindi questo evidentemente la dice lunga su quali tipo di politiche l'Europa, non solo l'Italia evidentemente, sarà chiamata a dover fare domani, non dopodomani. Devo dire che, io dico spesso facendo così una specie di gioco di parole, che noi per tutelare il nostro futuro, quindi come dire per essere egoisti, in realtà dobbiamo essere molto più generosi. Proprio per tutelare noi stessi, per tutelare il nostro benessere futuro dobbiamo essere molto generosi. Il piano Mattei va sicuramente nella direzione giusta, certamente gli stanziamenti sono assolutamente insufficienti. Pensate che il piano di investimenti cinese riguarda una cifra intorno ai 1.000 miliardi di dollari, quello che mette in campo l'Unione Europea riguarda meno di un terzo. Se poi facciamo il conto di quello del piano Mattei nostro è quasi irrisorio. Quindi qui noi dobbiamo fare veramente un grande salto in avanti, perché questo ci dice, poi nella slide successiva vedete il confronto. Adesso un attimo su questo. Sì, perché prego. Questa... Restiamo su questa. Boldrini prima parlava di paesi, diciamo, quelli che una volta torniamo su quella prima, scusate. In regia torniamo sul cartello della crescita demografica. Eccolo qua. Ecco, qui questi sono i paesi che stanno crescendo, che cresceranno di più dal punto di vista demografico, sono i paesi fondamentalmente che oggi vengono definiti del sud globale, no? Che erano i paesi non allineati fondamentalmente all'interno della guerra fredda.
Sono paesi che hanno delle differenze al loro interno gigantesche, sono anche paesi che sono in guerra tra di loro, pensiamo solamente all'Arabia Saudita nei confronti dell'Iran, però sono paesi che stanno cercando una unità politica internazionale che sta mettendo in crisi il modello di gestione dei conflitti e di gestione delle politiche globali che era nelle mani fondamentalmente dell'Occidente. Se noi andiamo a vedere il prodotto interno lordo dei paesi del sud globale, ormai supera e supererà in maniera stabile il prodotto interno lordo del G7 o del G20. E questo comporterà una modificazione strutturale dei rapporti a livello del mondo. È evidente che uno degli elementi di questo è certamente la questione demografica, perché il numero di abitanti di un paese è uno degli elementi che determina la forza del paese, volenti o nolenti, non è l'unico, ma è uno di questi. Quindi noi siamo dinanzi a un mondo che sta radicalmente cambiando, radicalmente mutando, e dobbiamo rendercene conto e anche con grande velocità. Curioso anche il fatto, se mi consentite, che la Cina, storicamente un paese dove la natalità è tra i più alti, è in calo. Sì, è in calo, ha 1,5 miliardi di abitanti, certo. Però diciamo ha sviluppato una politica in calo, diciamo, c'è una tendenza per cui la Cina è diventata seconda rispetto all'India. Ha imboccato una fase diversa. Allora, vediamo il rapporto tra Africa e Europa, il prossimo cartello, perché questo è interessante, lo commentiamo entrambi. Boldrin, cosa ci dice questo cartello? Vedete che la linea, quella azzurra, blu, e quella dell'Europa praticamente è stabile sui 700 milioni di abitanti, si impenna quella africana. Emma Bonino, quando era segretaria, cioè ministro degli esteri, mi ricordo che disse una frase di questo tipo: l'Africa è il più grande asilo infantile del mondo, l'Europa è il più grande ospizio del mondo. È evidente, come ha detto prima Andrea, che la potenza demografica di un paese conta. La politica nel nostro paese parla d'altro, l'opinione pubblica si trastulla sul Grande Fratello o su altre cose di questo tipo, mentre invece tutti devono essere consapevoli che quando si iniziano politiche per invertire quella linea di tendenza ci vogliono decenni prima di vederne gli effetti. Una linea che è salita rispetto alla nostra in modo vertiginoso tra, diciamo, a metà degli anni 90, diciamo così. Ma attenzione, aggiungo una cosa. Le stime demografiche vanno sempre prese con un minimo di beneficio di inventario, perché poi subiscono nel tempo altri fenomeni che li possono condizionare. Ma lì c'è scritto che l'Africa nel 2050, che non è lontanissimo, raddoppia gli abitanti di oggi, arriva a 3 miliardi, nel 2100 arriva a 5 miliardi. Quindi l'importante è capire la linea di tendenza, poi se queste cifre saranno o meno raggiunte poco cambia, ma è una linea di tendenza paurosa se non ci sono grandi politiche da parte dell'Occidente per gestire assieme agli africani questi fenomeni. Grazie. Che questo poi può aprire a innumerevoli occasioni straordinarie se sappiamo goderne, se sappiamo guidarle. Prima, venendo qui con Arcangelo, parlavamo di come alcuni progetti, in particolare l'Erasmus, hanno contribuito all'integrazione europea, no? Mettendo nella mente e nell'esperienza di centinaia di migliaia di giovani europei l'idea che l'Europa è la casa comune. E quanto possiamo fare con l'Africa per sviluppare una politica comune? Quanti progetti di collaborazione? Come possiamo utilizzare per esempio le università per tessere una relazione? E non avere più il Mediterraneo come un cimitero comune, ma avere il Mediterraneo come un ponte, come un elemento di legame. Per esempio, la questione dell'energia innovativa, la questione in particolare del fotovoltaico. Abbiamo pensato l'Africa come grande fonte, dell'energia del gas. Noi da decenni abbiamo in Italia due dei 5 gasdotti che portano il gas in Italia, vengono dall'Africa. Uno è quello che arriva storicamente dall'Algeria e l'altro dalla Libia. Bene, l'Unione Europea ha stabilito che questi sono elementi di transizione, cioè il gas non deve essere strutturale, ma deve aiutare la transizione energetica. Possiamo costruire non gasdotti, ma elettrodotti, per sfruttare il Nord Africa per la produzione di energia solare. Guardate che se non lo facciamo noi, lo stanno già pensando i paesi arabi questo.
e noi potremo diventare il paese hub, il paese centrale in tutta la raccolta e la distribuzione dell'energia innovativa. E quando parliamo di solare parliamo di quello che tutte le analisi da Terna a Snam e via dicendo raccontano essere quella che sarà nel 2050 da sola capace di produrre più del 50% dell'energia necessaria per il nostro paese. Allora c'è bisogno, come diceva Arcangelo Boldrini, di una politica proattiva, innovativa, generosa, nel senso non che si chiude all'interno dei confini nazionali e subisce le conseguenze di mutamenti, ma guida la trasformazione in modo tale che i mutamenti possano essere anche elementi di crescita per tutti noi. Nella prossima slide, voleva dire qualcosa in più? No. Okay. Nella prossima slide vediamo una cosa particolare. Abbiamo parlato anche ovviamente di commercio globale e di affari globali legati ai cambiamenti climatici e non solo, alla geopolitica. I choke points, in termine così tradotto in italiano, proprio in traduzione, significa collo di bottiglia, ma in realtà sono gli snodi del commercio globale, è così? Sì, è così. In realtà la traduzione letterale è strozzatura, strangolamento, ecco. Punti di strangolamento. Gli americani sono un po' sbrigativi, esatto. Allora li chiamano così, noi invece che siamo più gentili li chiamiamo collo di bottiglia. Di qui, da questi varchi, da questi stretti passano le merci del mondo che, lo ricordo, per il 90% di quello che si muove nel mondo queste merci hanno fatto almeno un tratto via mare. È un sottufficiale, un ufficiale della Marina statunitense che nel 1890 individua i primi 7 e suggerisce alla Marina e in generale alle autorità federali di porre una particolare attenzione perché capisce, intuisce che da lì passerà non solo lo sviluppo prossimo ma il potere di controllare i commerci del mondo e quindi di essere la potenza dominante. Gli Stati Uniti lo ascoltano, tant'è che di tutti questi che vedete in quella cartina, gran parte sono controllati direttamente o indirettamente attraverso propri alleati dagli Stati Uniti d'America. Gliene è sfuggito qualcuno, uno appunto che ci fa impensierire non poco, che è Bab el-Mandeb, alla parte sud del Mar Rosso. Eccolo là, lo vediamo proprio lì. Una milizia, ho sentito tante stupidaggini da questo punto di vista, le hanno definiti gli Houthi un'etnia, in realtà è una milizia politica che combatte una guerra interna allo Yemen ormai dagli anni 90, si sono impadroniti di quella parte di territorio proprio prospiciente l'ingresso del Mar Rosso e intestandosi la causa palestinese hanno cominciato a bombardare le navi che passavano di lì, perché gli passava davanti la globalizzazione del mondo, i commerci del mondo. Attenzione, non bombardandole tutte ma selezionando perché risparmiano quelle cinesi. Dietro la politica c'è sempre l'economia. Cosa ci racconta questo cartello anche negli scenari futuri, Ferrazzi? Ci racconta che c'è bisogno di una geopolitica che supera, diciamo, le grandi contraddizioni di oggi e c'è bisogno di una geopolitica che guarda avanti. Noi stiamo guidando peraltro lì nel Mar Rosso l'attività militare, no? Per far fronte a questi attacchi terroristici. Aspides. L'Italia appunto guida questo percorso, questa azione internazionale e racconta anche la fragilità di un sistema e racconta anche il fatto che appunto ci deve essere la capacità di una gestione mondiale dei fenomeni. È molto interessante da questo punto di vista che per esempio le difficoltà nelle scelte di cui parlavamo prima riguardano anche proprio il mondo, diciamo, della produzione e il mondo mercantile, il mondo della distribuzione della ricchezza dei prodotti. Nella ultima WTO che è stata fatta, la grande assemblea proprio nei paesi arabi, non c'è stata la capacità di trovare insieme una decisione per il futuro. Cioè questa grandissima frammentazione di cui stiamo parlando adesso, purtroppo, è una caratteristica che si riproduce in tutti i fenomeni e richiama l'esigenza di un nuovo ordine mondiale, questa è la verità, capendo che solamente i paesi che avranno la capacità di guidare processi di aggregazione saranno quelli poi capaci di guidare, diciamo, la crescita anche economica e la stabilizzazione dei processi. Se dobbiamo guardare ad oggi quello che sta avvenendo non è un quadro molto, diciamo, soddisfacente e tranquillizzante. La guerra a Gaza non si riesce a trovare un equilibrio e una decisione insieme.
e la guerra che si sta combattendo per la liberazione dell'Ucraina, lo stesso 2 anni ormai, decine e decine di migliaia di morti. C'è bisogno di una grande consapevolezza, di una consapevolezza collettiva che le questioni mondiali devono essere affrontate in maniera molto più efficace. Aggiungo solo una cosa sui choke points. In molta parte di questi punti di transito, sotto il livello dell'acqua, adagiate sul fondo del mare, c'è tutta la rete di condotti. La Federal Reserve, che è la banca degli Stati Uniti, stima che per questi condotti di dati, sostanzialmente sono cavi che trasmettono dati, le transazioni giornaliere che passano attraverso questi cavi assommano a circa 10.000 miliardi di dollari al giorno. Voi immaginate quanto sia importante tutelare la sicurezza di questi cavi, perché tanto per dirne uno, se voi doveste vederlo nel canale di Sicilia passa un sacco di questi cavi adagiati sul fondo, se ci fosse una potenza ostile oppure un gruppo terroristico che li tranciasse, noi andremo in crisi. È già successo a nord, noi andremo in crisi nel giro veramente di pochi giorni. Ho ancora 5 minuti e 2 cartelli da far vedere. L'ho anticipato Boldrin prima, le rotte artiche. Vediamo il cartello sulle rotte artiche. Cosa ci dice questo cartello? Beh, questo cartello ci dice che... sono nuovi spazi, no? Certo, se continua il disgelo dei ghiacci a nord si aprono nuove rotte e lì abbiamo un soggetto che appunto è la Federazione Russa che risulta particolarmente avvantaggiato, per cui per esempio a fronte di una gravissima crisi climatica si aprono delle opportunità di natura geopolitica. Grazie. Questo farebbe saltare i punti di cui parlavamo prima, vanno per aria, no? Perché unirebbe in maniera molto più veloce il mondo sarebbe molto più ravvicinato in quel modo. Per essere semplici, le rotte degli aerei oggi sono queste, no? Se tu devi andare dall'Europa, non so, in California, mica passi fai tutta la linea dell'Atlantico, vai su Groenlandia e scendi perché è molto più breve. Lo scioglimento di ghiacci può comportare, e già sta comportando, questa modifica strutturale delle rotte del mondo, dei commerci del mondo. E teniamo in considerazione peraltro che il cambiamento climatico e il riscaldamento climatico non è omogeneo, ma sta crescendo molto di più nei poli rispetto agli altri luoghi del mondo e le conseguenze sono anche queste. Dopodiché ci sono conseguenze drammatiche perché il fatto che in Siberia la temperatura stia crescendo in maniera incontrollata sta comportando lo scioglimento del permafrost che sta rilasciando tonnellate e tonnellate di metano che comportano un ulteriore aggravio di gas climalteranti e quindi un ulteriore aumento della temperatura della Terra, quindi quello rischia di essere fuori controllo. Quindi stiamo parlando di mutamenti di medio periodo che possono portare vantaggio a l'una piuttosto che l'altra potenza mondiale, capendo tutti, però speriamo che se non interveniamo contro il cambiamento climatico poi ne perdiamo tutti, perché si arriva a un punto in cui non c'è neanche più l'economia. L'ultimo cartello, uno può chiedersi cosa c'entra il cambiamento climatico con il terrorismo, eppure c'entra e non poco. Beh, c'entra, guardi adesso nel Sahel per esempio il cambiamento climatico sta portando al prosciugamento di tutti i bacini idrici naturali che erano la fonte dell'attività agro ma soprattutto pastorizia. Lì la gente muore di fame, non sa cosa fare. Siccome il Sahel, come ci insegna Arcangelo, non è esattamente il luogo di democrazie mature, ma è il luogo anche di scorribande, ricordiamo Wagner e altri ancora, è chiaro che diventa purtroppo anche manodopera per il terrorismo. Certo. Diciamo dove c'è disagio, dove c'è miseria e troviamo offerte di dittature e terroristi. Certo, no? Aggiungo una cosa, che noi abbiamo fatto un grande errore nell'aver scambiato l'eclissi del fenomeno con la sua estinzione. Parlo del terrorismo di stampo jihadista, di matrice jihadista. E in quelle zone sta ricrescendo, anche nelle repubbliche ex sovietiche della parte caucasica. Naturalmente si tratta di zone povere, di zone infestate dai mali del mondo. Pensate che ovviamente le istituzioni di quei paesi sono istituzioni spesso di stati falliti o gracili, soggette a colpi di Stato. Dagli anni 60
epoca della decolonizzazione, in Africa ci sono stati tentati o riusciti 500 colpi di Stato. Questo per dire quanto è grave l'instabilità, che evidentemente è una grande alleata della proliferazione. E chiudo ricordandovi che esistono anche i cosiddetti lupi solitari. Che sono molto temuti in questo periodo. Sì, e ricordiamoci quello che aveva detto l'allora ministro dell'ISIS, proclamandolo nelle reti web eccetera, incentivando questa rete, dicendo: se hai dell'esplosivo usa l'esplosivo, se hai un Kalashnikov usa il Kalashnikov, se non hai nessuna di queste due cose usa il pugnale, se non hai neppure il pugnale ruba un'auto e vai contro alle persone, che è quello che puntualmente si è verificato più volte nel nostro continente europeo. Qui bisogna mettere insieme le intelligence, è un lavoro difficile perché è uno dei gangli di cui gli stati sono gelosi, però se almeno in Europa non facciamo questo grande salto in avanti, purtroppo anche il fenomeno terroristico continuerà ad esercitare i suoi effetti. E ringraziamo anche qui le forze dell'ordine, perché noi abbiamo un servizio di intelligence che, tanto per dirla, nel 2017 ha sventato un attentato al ponte di Rialto. Ah sì, il fatto che da noi tocchiamo tutti i ferri possibili, non ci siano state situazioni gravi come in altri paesi, significa anche che abbiamo un'intelligence che lavora molto bene. Grazie davvero, siamo al termine di questa puntata e abbiamo cercato di farvi capire un po' davvero come i fenomeni sono tutti interconnessi a partire dalla crisi climatica. E la prossima settimana? Sarà con noi Regina De Albertis, che è la presidente dei costruttori dell'ANCE di Milano, Lodi, Brianza, quindi diciamo dei luoghi in cui c'è stata più attività di rigenerazione urbana, no? E quindi con lei ragioneremo di come l'edilizia residenziale, quella civile in particolare, è collegata al cambiamento climatico. La direttiva europea sulle case green, il super bonus funziona o non funziona, insomma questioni molto interessanti. Tema di poco caldo. Allora, grazie ad Arcangelo Boldrin per essere stato con noi, grazie come sempre Andrea Ferrazzi. Io vi lascio grazie a tutti. Dopo il meteo al documentario I grandi architetti del Friuli Venezia Giulia, e poi a seguire c'è un film di un maestro del cinema francese, Claude Chabrol, si chiama La commedia del potere. Pubblicità, meteo, scusate, e poi documentario e film. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il tempo migliora sul nostro territorio grazie alla temporanea rimonta dell'alta pressione. Il dettaglio di venerdì 19 aprile. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento qua e là, ma senza precipitazioni associate. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 13-17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica, poche nubi sparse. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso soleggiato, con temporanei annuvolamenti. Temperature minime sui 3-6 gradi, massime comprese tra 15 e 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.